Dobbiamo dare un voto al location. Il ristorante di ieri. Menù. Perché non sanno qua i ragazzi che ci seguono. Servizio. Eh. E non mi ricordo. No, non mi ricordo l'altro. Un'altra cosa. È il conto. Ah, ok. E quindi? Quanto diamo alla location? Io 10. 10. Voto 10. Siamo nell'area camper di Butrio. Il Pampino sta ancora dando i voti qua. Devo fare i conti per il Mondelli Stable. Le devo fare l'autorecensione. Io spengo sempre il telefono, ma cos'è? Quant'è che ha totalizzato? Un punteggio perché non Buono. riesco a contare. Ha preso un punteggio, bene. Ottimo. Se l'è proprio meritato secondo un punteggio. Non riesco a fare un calcolo così complesso. Di prima mattina. È pazzesco, come diceva Alessia, il nonno qua, pur di non stare a casa con la moglie, è venuto, ha pulito, ha tirato fuori la gomma, ha pulito la vasca qua degli scarichi dei camper, adesso sta rastrellando tutto quanto, cioè non mi pare uno del comune, tu capio? Quindi effettivamente dite, guarda, piuttosto che star a casa con mujer che svanga i coglioni, la vita netto al paese. Quando sei in giro, cercati nei negozi, anche nei negozi di giocattoli, si chiamano gioca ovunque, sono dei giochi a tavolo portatili, quindi nel camper ti vanno benissimo, cioè non intrigano, non pesano. No, io in realtà sarei alla ricerca del Monopoly, quello normale grande, però con gli euro, non lo trovo più, porca puttana, mi sono impuntato che io voglio quello. È squisitissima l'area camper di Butrio, sai, a parte gli antennuni qua, che forse sono quelli che mi hanno fatto il mal di testa, infatti ogni volta con mal di testa che vengo qua. Dov'è lo scoiattolo? Qua, eccolo là. È arancione. Che bello! Ah, è vero, non devo mettere le dita, perché molti di voi mi hanno fatto notare, soprattutto Alessia, che sono fastidiose. Più che altro no, vabbè, è vero, il telefono perde la messa a fuoco. Non lo catto più. Abbiamo delle belle dita. A fianco all'area camper hai questo bellissimo ruscelletto. Ah no, non devo mettere le mani. Ok, è l'abitudine. Questo bellissimo canale, Foss. E qua il castello di Butrio, guarda che bello. Guarda con sta giornata, con sti colori. Mi viene, va bene, dai, ok. Proseguendo, quella lì è l'area camper. Questo qui è il campo da basket davanti all'area camper. Questo qui è un punto che non si capisce. E qua c'è quello che volevo dirti. C'è il sentiero che ti porta fino in, tra virgolette, centro. Quello è un banano, cioè guardalo. Secondo me è un banano. Certo che però non per star lì a guardare i soldi, però sono cose interessanti secondo me che ti aiutano a vivere bene quando rifletti, analizzi le cose, no? Perché poi plasmi il mondo che ti circonda in base al tuo volere, no? Quando siete a mangiare da Mondelli Stable, a parte l'esperienza bellissima, il posto bellissimo e tutto, abbiamo pagato tipo a testa 20 e qualcosa per aver mangiato da Dio abbondantissimo col vino. E abbiamo avanzato sia io che lui che avevamo fame esattamente la metà, idem Alessia. Oggi abbiamo mangiato gli avanzi, tra parentesi buonissimi anche riscaldati, eravamo pieni anche oggi, quindi abbiamo fatto 2 pasti, quindi di quei 20 e qualcosa euro devi dividere per 2 in realtà, ok? E quindi abbiamo pagato cazzo tipo il prezzo di un McDonald's, però in un posto incredibile con della roba di qualità e del vino buono. Aspetta, no, il dito no, aspetta, dopo io e Alessia ci siamo pinzati anche gli amari, voglio dire, quindi veramente... Ragazzi, cioè qui sky di un McDonald's te mangi come un signor, veramente, e in che razza di posti, spero di avertelo inquadrato decentemente, insomma, ecco, perché è veramente da favola quel posto, tanta roba. Ciao, adesso con tutto il rispetto signora, c'è la città piena di questi cartelli qua che hanno perso il gatto e offriamo ricompensa, se lo vedi chiamami, ma non ho i numeri di telefono, cioè chi chiamiamo? C'eri tu, fiori nuovi, stasera esco, ho un anno di più, stessa strada, stessa porta. Era più in Maranza che in Africa, Dio caro, cioè io così paura a tirare fuori il telefonino per guardare le mappe. Io è da una vita che non passavo a Udine, però veramente ragazzi è stata invasa dall'Africa, vedi i maranzetti con i pitbull, perché io la gente che sta là a bighellonare, grattarsi i coglioni.
e dici chissà come campano, dove trovano i soldi per campare. Parlo così perché l'extracomunitario l'ho fatto anch'io in Scozia, ma mi comportavo come Dio comanda e lavoravo, ragazzi, lavoravo, porca troia, non creavo pericolo a nessuno, non ero un peso per nessuno, che cazzo. Così deve essere diventare razzista, però è vero che abbiamo la percezione che c'è un 10% di italiani a farla grande. Il problema non è quello, il problema è che quasi nessuno che lavora, di sto 90% dei stranieri, un altro 10% lavora, cioè perché ne vedi ovviamente gente di colore, di qualsiasi razza che lavora, che discorsi nelle fabbriche, nei campi, dappertutto, ovvio che li vedo io, però veramente è una minima parte, questo è preoccupante, è tanto preoccupante. Ed eccoci qua, nella sempre bellissima Piazza della Libertà. Diciamo che è il posto un po' più umano, un po' più italiano di questa città, perché veramente tutte le parti che abbiamo girato ti danno un 70% di inquietudine, insicurezza e un 30% di degrado, insomma, veramente. Sì, mi ho dimenticato di mettere il dito. Diciamo che nella zona centrale trovi qualche italiano, tanti indiani e cinesi, mentre in tutta la zona esterna ci sono solo magrebini praticamente, cioè sei in Nord Africa. There's no poetry between us. Set the paper to the pen. Io voglio vedere queste città in mano in mananza, cioè che sculture che creano, i dipinti, la pulizia, l'ordine, l'economia, hai capito? Droga, rapine? Sì, ovviamente non sto raccontando verità assolute, sto semplicemente descrivendo quello che vedo. Questa si chiama Via del Mercato Vecchio, che è quella dietro la Piazza della Libertà, e qui sì, effettivamente vedo solo italiani, cioè è strano, sembra quasi una suddivisione geografica. No, ma ero preoccupato perché sembra veramente un'invasione, cioè c'era solo maranza, hai capito? Tutti questi gruppetti, cioè sembrano pronti là a rapinarti, Dio caro. Tutti che deridono, le ragazze che passano, coglionano, tutti con la birra in mano, hai capito? Ma era bello. Cioè, questa è l'Italia che piace a noi, l'Italia dove si crea il bello, non dove lo si distrugge. Oh, ora si ragiona. È l'unico di colore, è lì che lavora e si guadagna a vivere, rispetto. Ok, bello. Ora si continua a ragionare. No, mi ho preso paura, ho detto, che cazzo siamo capitati? Invece, dai, diciamo che sono parti di Udine che sono rimaste a Udine, dai. You told me I was beautiful. There's no poetry between us. Set the paper to the pen. Il centro è tutta un'altra roba, qua è pieno di italiani e appena passato l'esercito con le scritte operazioni strade sicure. Questo perché dopo sembra che magari io sto creando una sorta di terrorismo o incitazione al razzismo. No Fiol, no. The bottom of the ladder, paint your eyes and hide the tatters. What's the matter? Va bene. Sì. Bello, abbiamo fatto bene a salire. Ogni tanto questa bella fidanzata al sesto senso mi dice gira di qua, vai di qua, gira di là. Bello, questo è il castello di Udine, non so cos'è il castello, però insomma abbiamo già parlato che il castello non è inteso sempre solo come edificio bellico, ma proprio come edificio punto.
Eh sì, l'hanno un po' grippo, scusate, abitudine. L'hanno un po'... Cazzo! Cosa? Tocca, ce ne vuole. Porco cane, è spessissimo. Cioè, ce ne vuole per aprirlo così. Guarda, altro che la calibro 45, calibro 2200. Anche lui. Gli antichi segnali stradali. Questo è il dare la precedenza. Sto qua forse è il semaforo, ma non sono sicuro. Bello, qua danno fuoco alla gente, vedi? Sì, Fanno rompe i una barriera. clienti allo spiedo. Sì, si rompe una barriera, Eh. va sul giubbotto di pelo di qualcuno, che adesso hanno tutti il giubbotto peloso, Sì? prende fuoco e si appicca un grande rogo. Ah. Cosa fai Giacomo? Ti pinzi il ghiaccio dello Sprite? Cioè, bellissimo, guarda Giacomo. E guarda che faccia che fa mentre tiene in mano il teschio. È bellissima la faccia che fa questo. Polizia e esercito un po' dappertutto. Da una parte è un bene, da una parte dici è grave, perché insomma siamo arrivati a sto punto. Pickpocket anche qua, ma non l'avrei detto, guarda, Ma c'è proprio... È il 16° cartello che vedo così. Ah sì? nella- Io è il primo che vedo, vedete quanto rincoglionito sono. Che c'era la bambina con la bandana della tartaruga ninja e Che il tizio pickpockettava. No, il tizio che scippava da quello che Ah. diceva alla bambina ti sei persa. Ah, ha ragione il pampino, ce n'è uno ogni 5 metri, anzi anche 3 metri. Sì, ok, confermo, veramente. È vero, cacchio, a sto treno gli manca la carena sopra. Guarda che roba. E ho detto, se piove, no, sai, tutta sta roba, non sai niente. Vieni bambino anziano, vieni con me. Io so Guardia- che scopo ha. Mentre Cosa? il treno va avanti, quella roba fa il cemento. Ma che cazzo deve fare il cemento che va nelle... Così vince la gara, no? Ma come la gara? E se deve fare garetta con l'altro treno che Ma gli non va credo dietro. che i treni fanno garetta tra... Sì, perché tu non hai mai guardato il trenino Thomas, lui lo guardava quando aveva Fanno 2 anni. garetta tra di loro. Facevano gara. Ma gli Si insegnano... vanno addosso, fanno gli incidenti. Ma non credo che muoiono, siano cartoni si molto istruttivi. sbudellano. Guarda come hanno sradicato I treni la parlano. pancia della betoniera. Aspetta che metto il mio dito. I treni hanno vita propria in questo Hanno vita propria. sono posseduti. Pensa a te droga che si è fatto chi li ha creati e chi li guarda. E parlano anche. Che fa- È strano cioè, che far girare in mezzi pubblici. È praticamente per noi, abbiamo il treno per noi. Vabbè, cioè, andiamo là a impoverirci. Poi parlo al plurale, prendo anche me. Per pagare macchine, cioè bulle, assicurazioni, revisioni, benzina del parcheggio. Quando vale, andiamo in mezzi pubblici vuoti. Rizz, E se non sei italiano sono anche gratis, Dio caro. Vai, oltre il limite. 118, 120. Ciao treno, ciao. Ah no, man. Cazzarola, abbiamo fatto tardissimo. No, sono le X e VII. Mentre noi dovevamo essere già al camper alle YZ cerchio triangolo. Però a sentire i miei clienti americani, ovviamente dalla parte loro, perché ognuno guarda dal proprio mulino, no? Sta facendo le belle cose per gli americani. Oh, thinking about